Cresce la pressione fiscale sui contribuenti Tari. A rivelarlo è uno studio di Unioncamere che presenta i dati sull'andamento delle tariffe dei rifiuti e dell'acqua. Lo studio, consultabile su veneto.repertoriotariffe.it, è uno strumento utile per chiunque volesse aprire un'attività e avesse anche la possibilità di sceglierne la location. Dall'analisi dei 126 comuni presi in considerazione emerge che un'industria di trasformazione alimentari a Venezia paga ad esempio il servizio di igiene urbana 10 volte in più rispetto ad alcuni comuni del Vicentino. A livello di spesa va comunque affiancato alla valutazione della qualità del servizio offerto. In linea generale però un incremento del 6,5% sul servizio idrico e del 3,1% sulla raccolta dei rifiuti non è certo da sottovalutare. Dallo studio di Unioncamere riguardante l'Osservatorio regionale sulle tariffe emerge che c'è una forte variabilità nella spesa che le imprese affrontano per i servizi dei rifiuti e idrico. In particolare, per quanto riguarda il servizio dei rifiuti, abbiamo tra Belluno e Venezia una variabilità molto elevata e questo dipende molto dalla gestione e dalle scelte politiche delle amministrazioni locali.